ti pregherei, adesso cominciamo la sfida, suoniamo, io suono le canzoni di Rosario e lui cerca di battere se stesso, prendere e lasciare, o lasciare, o lasciare. Prenderlo o lasciare. Non c'è più bisogno di evitare, forse è meglio stare male e dirti che non ti amo più. Fare sesso sembra innaturale, mi regali un nuovo amore, ma già vecchio dentro me. Anche se la scena è sempre uguale, non mi va di recitare quello che vorresti tu. Tra di noi ora c'è chi non riesce più a vivere. Fammi respirare, cerca di capire. Sciogli questo amore, questo nudo al cuore. Lasciami cadere, senza più rancore. Non c'è un'isola nel mare per salvare questo amore. E non mi fermare, scusa devo andare. Non mi trascinare nelle tue parole. Già non so che fare, prendere o lasciare. Io non so se vivere o morire un'altra volta dentro te. Oh, bene. Rosario Miraggio che sfida se stesso, intanto nei monitor spassi, negli studi c'è Franco Miraggio, Esatto. se me lo date, grande Franco Miraggio, se me lo date a pieno video, grazie. E quindi un nostro protettore insieme al babbo mio, Ecco, e anche... Perciò è dura. Ecco, poi dice che la guerra è finita. Molto bene, ma adesso Rosario Miraggio che supera se stesso con Gino Da Vinci al pianoforte. A te, a chi dicesse giù, ti voglio bene. Se non dovesse a te, forse non c'è da perduta voce. Per fare aspettare ma 4 anni e calma. Perché non ci vuole niente per morire. Se non tenesse a te, a chi dicesse giù, ti voglio bene. E se non tenesse a te, non mi abbasso giù, lontano da te. Grande Da Vinci, guarda là, va. Grande Rosario, allora devo dire una cosa. Bene? Benissimo, Benissimo, sì, benissimo. insieme, vedi, te l'abbiamo detto, devo dire una cosa però, non voglio far passare in sordina questa partecipazione di Rosario perché lui mi fa dei regali bellissimi, lui non va da nessuna parte, tu lo sai molto meglio di me, quindi quando fa queste cose io sono veramente onorato e felice di averti qui. Ma al di là diciamo di che Checco qua D'Alessio. c'è una famiglia, quindi non è che... Lo so benissimo, però sai che com'è. è un'ospitata e quindi qui c'è una famiglia, lo sappiamo bene, ci sta Consuelo, ci sta Sergio che poi anche in diretta devo dire una cosa davanti a tutti, Sì, Media Sergi. con quel poco di wifi che ho ancora. Allora praticamente abbiamo parlato del disco nuovo, sì, però Sergio ma da ancora piscare, ecco. il coniglio dal cilindro. Sì, il coniglio dal cilindro, che poi sarebbe per esempio all'interno di Fortemente il coniglio dal cilindro sarebbe questa. Grazie. Rosario Miraggio che sfida se stesso. Ascoltiamo Sarà che io sto sbagliando tutti i titoli. Rosario sei fresco, sei bello, ti bacerei dappertutto. Pina La Torre. Rosario, sono Diego da Napoli, sei un fenomeno, la tua voce rappresenta la meraviglia di Napoli. Checco, sei il numero 1. Sì, aspetta che non sei appicciato, che Sergio ti appiccia, molto bene. Sergio, come autore di testi sei il numero 1. Ma come fonico? Sì, Si zera. Si peggi rasoterra. Ecco, per me ci va un fonico nuovo. Allora, ciao a tutti, siete molto simpatici, mi dedicate esageratamente a proposito di Gino Da Vinci, per Maria da Succavo, poi Rita da San Giovanni, vorrei fare un saluto a tutti i miei amici, in particolare alla mia amica Tonia, mi dedicate un brano, siete fantastici. Sarà che io di Rosario Miraggio, Gino Da Vinci che suona al pianoforte e Rosario che canta. Io
io sono felice solo in braccio a te. L'unico vero amore sei per me. Niente a nessuno mai ci fa lasciare. Tu sei la radice della felicità. Sono felice solo in braccio a te, l'unico vero amore sì per me. Aperto la prima mattina quando questa moneta il cardillo. Ma è un cardillo esagerato. È dura, è dura. Intanto mentre cantavi c'eri tu da piccolo, Sì, non so se sì, te ma ne infatti sei... ho visto qualcosina. Uguale direi, insomma. Guarda lì, è facilmente riconoscibile. Fermate l'immagine, grazie regia, fermate l'immagine. Quanti anni avevi qua? Qua secondo me avevo 7-8 anni più o meno. 7-8 anni. Sì. Cosa sta cantando, scusami papà, che non... Io canto a te. I canta a te. I canto a te è una canzone che facemmo insieme. Sì. Io avevo 8 anni infatti e misi la voce su questa canzone e facemmo anche il video e lo promozionammo. E credo sia questo il video. Esatto, Bene. esatto. Allora chiudiamo questa sfida con Rosario che lotta con Rosario e metto la canzone preferita da Serginio Donati, da Checco D'Alessio. Questo è un po' il vostro manifesto, la canzone che sto per mettere. Prego, caro fonico. Ho ragione? Che ti incontrava proprio qua, la scena stessa dalle quale un anno fa. Tu guarda st'altro manno già, non tengo voce per parlare, e ride solo per non chiagnere. Io, che oggi penso a te, vado cercando a me. E quando non mi trovo, penso che sia ancora tu, che mi nasconde un po', non mi viene a pigliare, mi tiene abbandonato, solo per me fa campare, male di vedere, felice senza me, in te carezze nate, che mi stava a tornare. Senza poter parlare a chi sto compleanno, ma che mi è invitato a fare. Trovo coraggio per guardare tra l'imbarazzo e la realtà, sapendo che non gliel'hai raccontato mai. Che fatto insieme a me non si può mai più cancellare, camminerì in te che l'anima. Che oggi penso a te, vado cercando a me, e quando non mi trovo penso che sia ancora tu, che mi nasconde un po'. Solo per me fa campare, male di vedere, felice senza me, rinte e carezze nate, che mi stava a tornare, resta ancora qua, senza poter parlare, a chi
amico con me, stava cantando, lasciare questo microfono, sta brucata. Volesse nata vita perché si quadra è già abitato. Giusto, senso. Ho sbagliato a scrivere un testo. Allora, io tra l'altro non può cantare perché poi c'avevo una sfida anche perché Codalessio e intanto qui bisogna sfidare un manifesto della musica napoletana moderna, Nui di Rosario Miraggio e a sfidarsi c'è lui perché chi potrebbe, sì, vabbè, rimani, signori. Il grande Gino D'Amici. Il grande Gino D'Amici. Hai detto bene? C'è lui. C'è lui, casa dormi dei pensieri quando a notte tu stai sola. C'è lui, come un angelo custode, come un uomo intorno al cuore. C'è lui, come si sceme quando dice che ti pensi, perché non cerchi capire che cerchi di dire, si nasconde come un'ombra in una stanza, per te non sape soffrire, per te non sape morire. C'è lui, casa dormi in dei pensieri quando a notte tu stai sola. C'è lui, sempre pronto a te fa male con un semplice ti amo. C'è lui, c'è sempre lui prima me. Bene, volevo fare un appunto. Guardate, talmente che è importante scrivere i messaggi in coppo papiro. Hai visto? Insomma, io non sono un conduttore a caso, allora grazie a Rosario, veramente di cuore. Grazie a te, credimi che la voce sta ancora sotto il cuscino, sto sudando. Ma invece rendeva benissimo, Mi ne fa abbiamo piacere, mi fa piacere. approfittato anche per fare un omaggio a Franco Miraggio che ha delle canzoni meravigliose, secondo me. Proteggici anche quest'anno, Franco. Proteggici anche quest'anno. Intanto ti saluto e voglio restare 5 minuti da solo con D'Alessio. perché ho Allora delle io cose... mi godo questa cosa dietro le Vatti quinte. a stendere, tanto ti faccio riprendere. Rosario torna la settimana prossima, giusto? Dico delle balle, non dico balle. No, con Andrea Z. Con Andrea Z, l'ultimo appuntamento, l'ultimo passaggio. Ma Va benissimo, posso andare? Ciao. È stato un piacere Ma anche per da me. parte tua. Io sono onoratissimo quando sei qua, veramente, perché mi fai un regalo Davvero. bellissimo. Grazie a tutti e buon proseguimento. È solo per noi, Veramente solo per noi. voi. Allora, Come adesso, diceva un amico mio. Hai già io un e te... microfono? Olì, vai. Allora, Voglio io- Da Vinci vicino a me. Io veramente avrei delle sfide per te, ma insomma ho pensato che io e te non Ancora, abbiamo sfide. mai fatto... Ma prima mattina mi fai sfidare. Non abbiamo mai fatto le invasioni melodiche, il format, quello veramente, reale. Allora adesso in chiusura ti faccio un po' di domande, però tesoro, vai. prima volevo lanciare una canzone perché Lancia, la vorrei in sottofondo se fosse possibile. Grazie Serginio, alza. Stasera litighiamo ancora. Alza. Non è colpa tua. Grazie. Se mi tratti solo è sempre male. Non c'è soluzione. La risposta è che l'amore più non c'è. Ci vogliamo solamente bene. Dai, lasciami stare. Tanto non c'è niente più da dire. Smettila di urlare. Queste scene fanno stare male. Fuori adesso piove. Pure il cielo sta piangendo su di noi. Perché un grande amore sa che finirà. Via, Adesso vado via. andare via, via, scappare dall'assurda gelosia. Voglio ancora brividi, senza avere lividi. Non mi soffocare il cuore, l'ho deciso già. Serginio, Via, Spuma, grazie. Il pezzo c'è Sì. la data. No, la data no, però credo sia uscita... La data non c'è. la data- Vedi che iTunes te lo dice. Non ce l'ho su Con iTunes. qua- con ce quanti l'ho- anni di anticipo? Non lo so, credo un po' prima. Ma adesso un po'. giochiamo, io ti faccio un po' di domande secche che prevedono una risposta secca. Dimmi. Allora, sei È più secche me chi da portare. assolutamente sì. Allora, sei la scatola o il contenuto dentro? Il contenuto. Sei l'isola o il mare che sta intorno? Sono il mare. Sei una margherita intera, bella, tonda tonda o sei un petalo soltanto della margherita?
Sono un petalo. E perché solo il petalo? Perché la margherita è formata da tanti petali. Da tanti petali. E chi sono gli altri petali? Tutta la mia squadra. Tutta la sua squadra. Ah, quanti petali? Sei cervello o sei cuore? Sono cuore e cervello. No, ho una cosa. O sei No, cervello? no. Non Allora è sono possibile. cuore. Allora sei cuore. Ma chi ci crede, Bouchard? Sei fiume o sei foce? Sono fiume. E allora, sei fiume. Sei Milano o sei Palermo? Palermo. Sei la camicia o sei i pantaloni? I pantaloni. Sei un paio di mutande bianche o dei boxer neri? Sono un paio di mutande sporche. Sei scarpe o calzini? Calzini. Sei un Rolex o uno Swatch? Secondo te? Uno Swatch. Sei uno Swatch. Tutti vengono qui e dicono sono uno Swatch. Fammelo. Sei barba o sei baffi? Non tengo né a barba né baff. Sei l'assessore. Sono pelo. Senti, sei l'assessore al traffico o all'ambiente? All'ambiente. Sei la multa o sei il vigile? La multa. Sei Mergellina o Posillipo? Sono Mergellini. Tu sei Mergellina, sì. Sei centro o sei periferia? Sono centro. Sei la pioggia o sei l'ombrello? Sono pioggia. Sei una partenza o sei un arrivo? Sono... tutte e due non si può dire. Quindi o partenza o arrivo? Sono il percorso. Vai. Sei il percorso. Sei una canna di fumo o una canna di erba? Questo lo dovevo chiedere al mio socio. Non lo so, però ci sei tu qua e mi devi rispondere. Sono la cartina, vabbè. Come cartina devo dire sei perfetto. Sei il sesso. Guardate. Sei il sesso con una sola persona o sei un'orgia? No, una sola. Sono tradizionale. Ma veramente? Sì. Ma mai fatto un'orgia Mai. in vita tua? E mi devi invitare tu. Sei Toni Colombo o Tonino De Maria? Sono Tonino De Maria. Sei Emiliana Cantone o Nenzi? Emiliana Cantone. Sei Consuelo Cremato o Sergio Donati? Mi dispiace, sono Sergio Donati. Sei Ettore Petraroli o Stefania Zizzolfi? Stefania Zizzolfi. Bene, con questo te ne puoi anche andare a fare in culo e qui chiudiamo la trasmissione di oggi. Volete vedere com'è infame? Allora, volete vedere com'è infame? Sì. Allora io ho detto, come infame? Ho detto. Bene, sì. Allora dissi in diretta lo scorso mercoledì, Sì. chi è il numero uno alla radio? Dissi chi è il io, numero con tutto il cuore Stefania Zizzolfi. Sì. Poi la sera, rivedendo la puntata su YouTube, io lo chiamai e dissi, è vero che Stefania è la numero uno, Sì. però è una cosa che ti ho detto in privato, Ecco, sì. che avevo più feeling con te. E io E tu puntualmente, perché se non ce lo sono i pazzi, hai capito? Puoi mettere a Bacchetto, il nostro amico Ettore, Sì. Stefania quello mi ha detto che... No, aspetta, però aspetta. No, niente perché eravamo Vedi, in chat. vedi, può far appiccicare, Aspetta, non ci riesci. Eravamo in chat. Qua ci sta Stefania, Sì. vicino a lei. Vabbè, tienatella, cara, molto bene. Allora, Checco torna la settimana prossima, domani, soltanto una cosa vi volevo dire, che domani c'è Franco Ricciardi. Grande Franco, un bacio. Venerdì c'è Gianni Fiorellino. Ecco. Grande Gianni Fiorellino. E quindi voglio chiudere con questa canzone qui. Grazie, ci sentiamo domani. State bene, grazie Sergio, grazie Nicola Turco, grazie a tutti. Ciao. Un bacio a tutti i turco e anche a Viaggio a Turco.